Una banda specializzata in truffe ai danni di esercizi commerciali di tutto il Veneto. I loro obiettivi non erano scelti a caso. Nei giorni precedenti al colpo effettuavano dei sopralluoghi per individuare il negozio adatto al loro scopo, meglio se con un unico commesso all'interno, magari giovane e soprattutto donna. Il modus operandi di un cittadino rumeno di 40 anni e del complice è sempre lo stesso. Entravano in un negozio, acquistavano della merce che intendevano pagare con una banconota di grosso taglio, senza però mai in realtà consegnarla al negoziante. Poi con un gioco di mani, approfittando di un attimo di distrazione del commesso, infilavano in tasca i soldi, dicendo al malcapitato di avergli consegnato il denaro e pretendendo pure il resto. Di fronte alla titubanza e alle rimostranze dell'esercente si scatenava la violenza verbale dei due che costringeva il commesso a consegnare loro il denaro. L'ultimo colpo, in ordine di tempo a cima ad Olmo, nel primo esercizio i malviventi riescono a mettere a segno la loro truffa. Nel secondo, invece, grazie alla prontezza di riflessi della commessa, i due vengono spinti fuori dal negozio, nel quale la donna si barrica prima di avvertire la polizia municipale che si mette subito sulle tracce della banda. Grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle foto segnaletiche, gli agenti riescono a bloccare il quarantenne denunciato per truffa. Le indagini continuano per intercettare il complice, ricerche che dovrebbero avere le ore contate. Proprio la tempestiva segnalazione alla polizia locale ha permesso di identificare i responsabili.